una ripresa dall'alto, un ricognitore americano che intanto guarda dove i punti strategici di Cagliari, cioè cerca gli aeroporti, il porto, specialmente il porto, dove erano ancorati torpediniere, incrociatori, eccetera, perché Cagliari era praticamente, si poteva dire, la portaerei del Mediterraneo, in quanto era un punto d'appoggio, si rifornivano e poi partivano per fare i bombardamenti. Di conseguenza gli americani controllano tutta questa zona, dopodiché il 17 febbraio 1947 avviene il primo bombardamento americano che purtroppo causò una migliaia di morti, perché sganciavano le bombe che si spezzavano, si frazionavano. Praticamente la bomba si disintegrava e ogni pezzo diventava una scheggia. Dove prendeva, ad altezza d'uomo uccideva tutti quanti. Tant'è vero, se voi andate di vicino alla chiesa di Sant'Efisio, lì c'è la cripta di Santa Restituta. Tutti quanti andavano lì per riparare, perché c'era la cripta, era un rifugio praticamente, in attesa, se non che il portone era chiuso. In quel momento arrivano gli aerei e morirono lì in quella piazzetta piccolissima, non so se ce l'avete presente, morirono circa 80 persone. E questo era il primo bombardamento. Un secondo bombardamento il 26 febbraio era di un venerdì. Anche quello lì causò molti morti. Perché? Perché la gente diceva: ma speriamo che sia tutto lì il bombardamento. Se non che invece un secondo bombardamento, al che incominciano ad avvenire gli sfollamenti. E fra il 29, il 27 e il 28 la gente si dirigeva verso la stazione, in piazza Matteotti. Era il secondo bombardamento. Il terzo bombardamento era il 28 febbraio, era di domenica, la gente usciva dalla messa della chiesa di San Francesco e molti andavano ed erano in piazza Matteotti facendo la fila per prendere il treno per sfollare nei paesi nell'Interland. Se non che alla 1:45 arrivano gli aerei e in piazza Matteotti una carneficina, gente che ha visto cervelli, gambe sparsi da tutte le parti, insomma. E fino a lì, dopo quel bombardamento c'è stata una tregua, tanto che avviene anche la processione di Sant'Efisio, che non succede niente. Però il 13 maggio avviene l'ultimo bombardamento, che è il più terrificante e il definitivo, perché vuotano i depositi delle bombe sia gli americani che gli inglesi. Dopodiché finisce, se non che Cagliari dopo quel momento ha subito una distruzione per il ben 75%, ed è stata la città più bombardata d'Italia, tanto che venne Einaudi nel 1950-51 e ha dato la medaglia d'oro al Confalone di Cagliari, poi rinnovata da Gronchi nel 60, però abbiamo questo triste primato e adesso vi faremo vedere il film. Ora, io sono riuscito a accumulare filmati e fotografie. Ne vorrebbero tante altre, perché era successo il finimondo. Cagliari era impraticabile. Mio padre, io avevo 6 anni quando è successo questo. Noi siamo sfollati a Mogole e siamo sfollati il 27. Mio padre, il presidente, aveva capito che dopo il 26 ce ne sarebbero stati altri. Però gente che è rimasta a Cagliari ha raccontato scene terribili, distrutte 9 chiese, bombardate 9 chiese, di cui 3 mi sembra rase al suolo: San Giorgio e Santa Caterina in via Manno, la chiesa di San Domenico in Villanova, che l'hanno ricostruita la chiesa, e la chiesa del Carmine, che anche la chiesa del Carmine è stata ricostruita. Ma le altre chiese hanno subito danni, come Sant'Anna. Sant'Anna la vedrete
in movimento, è stata veramente distrutta alla metà proprio, la metà della chiesa era completamente distrutta. Ora andiamo avanti e vediamo il video.